Benvenuti in questo viaggio attraverso il tempo e il mito. Scopriremo come la figura di San Marco Evangelista sia diventata l'anima indissolubile di Venezia, trasformandosi da figura religiosa a simbolo supremo di uno stato millenario. Tutto ebbe inizio con un naufragio e una visione. Secondo la leggenda, un angelo in forma di leone alato apparve a Marco tra le isole lagunari, pronunciando la celebre promessa Pax Tibi, Marce. Questo vaticinio sancì il destino di Venezia come luogo del suo ultimo riposo. Nell'828 i mercanti Rustico da Torcello e Buono da Malamocco trafugarono le reliquie da Alessandria d'Egitto. Per eludere i controlli musulmani le nascosero sotto carne di maiale, permettendo così la traslatio del corpo che avrebbe sostituito l'antico patrono bizantino, San Teodoro. Per accogliere il santo fu eretta la Basilica di San Marco, consacrata definitivamente nel 1094. Durante la messa avvenne il miracoloso ritrovamento delle spoglie celate in una colonna, evento che avvolse l'edificio in un profumo divino. Un tempo Venezia celebrava il santo 3 volte l'anno, il 31 gennaio per la traslazione, il 25 giugno per il ritrovamento delle reliquie e il 25 aprile, giorno del martirio, rimasta oggi l'unica celebrazione solenne. Il leone marciano è una sintesi teologica e politica. L'aureola ne indica la santità, le ali l'elevazione spirituale, mentre il libro e la spada comunicano i valori cardine della Repubblica: sapienza, pace e ferma giustizia. L'iconografia variava a seconda dello spazio, dal leone andante dei grandi stendardi a quello in moeca, frontale come un granchio, ideale per monete e sigilli ufficiali, fino alla vigilanza pacifica del leone in gazzetta. Nulla era lasciato al caso. Il libro aperto simboleggiava tempi di pace, mentre il libro chiuso, con la spada sollevata, annunciava lo stato di guerra. Anche la posizione delle zampe tra terra e mare dichiarava il dominio geografico della Serenissima. Il 25 aprile è anche la festa degli innamorati. Si rievoca il sacrificio di Tancredi, caduto in guerra, che inviò alla sua Maria un bocciolo di rosa bianca, macchiato del proprio sangue, un rito di primavera che ancora oggi vive nel dono del Bocovo. Con la caduta della Repubblica nel 1797, Napoleone tentò di cancellare ogni traccia di San Marco, punendo con la morte chiunque ne esaltasse il nome, ma il simbolo sopravvisse, ritirandosi dalle piazze per radicarsi nel cuore e nell'identità privata del popolo veneto. Oggi la data coincide con la festa della liberazione nazionale. Venezia onora entrambe le ricorrenze con un delicato equilibrio, mantenendo vivo lo scampanio tradizionale e il decoro della basilica. Dalle reliquie trafugate all'identità moderna, San Marco resta il DNA inscindibile di un popolo. Nel rosso di un bocciolo e nel rintocco delle campane, la Serenissima continua a sussurrare al mondo il suo messaggio di pace e indipendenza. Pax Tibi, Marce.